Salute a tutti! Il Lucuidu, il bosco sacro di luce lunare, era diffuso in tutta la Sardegna e veniva dedicato in qualche caso, come nell'esempio di Sorra Idile, alla divinità di Sorra. Seguendo un itinerario cristiano medievale, ossia la via delle diocesi, la strada per Carale de Gemellas, Sant'Antioco di Bisarcio, condurrebbe direttamente a San Pietro di Sorres o di Sorra. Tale località è indicata come Sora nelle mappe che vanno dal 500 al 700. Nei paraggi di Sorra un miliario è stato trovato nella salita di Scala Carrugas. Tale miliario, posto nei pressi di Bonnannaro, che indicava la strada da Turris Porto Torres fino a Carale Cagliari, menziona i lavori di restauro effettuati dal procuratore Publio Elio Valente nel 245 d.C. e segna il 23° miglio, 34,4 km da Porto di Torres. Questo dato integra il miliario rinvenuto a Scala di Gioca, che traccia il 16° miglio, 23,68 km dalla città turritana. La via turresa passava fin dall'antichità presso il sito preistorico di Monte d'Accoddi, tant'è che un miliario è stato trovato a Preddalonga, nelle vicinanze della mineraria Zicurat. L'intersezione tra la via che da Turris portava a Olbia e quella che conduceva a Cagliari può essere localizzata nei pressi di Nostra Signora di Bubalis. L'impianto della chiesa pare infatti costruito su un precedente edificio termale, tant'è che sussistono nelle immediate vicinanze i resti di un acquedotto. L'acqua che lo alimentava doveva giungere dalla sorgente non troppo distante posta nei pressi della chiesa di San Vincenzo Ferrer, nel comune di Silico, oggetto di indagine archeologica di recente coordinata dal professor Marco Milanese. Il lucus era in latino il bosco sacro, mentre idus si rifaceva alla luce di luna piena, per cui esistevano sia in Sardegna sia nell'impero diversi lucuidus. Uno di questi, corrotto in Lugudunec, è citato nell'itinerario antonino sulla strada da Tula a Caralis, Cagliari, una volta passata la città di Gemellas, Sant'Antioco de Bisarcio. Pertanto il Lucuidu doveva trovarsi tra Mores, Bonnannaro e Borutta. In tali luoghi un punto di riferimento trigonometrico ben preciso che richiama il sacro è costituito dal monte Santu. Da qui verso Carale segnano il percorso altri 2 miliari, entrambi rivenuti nel comune di Torralba, il primo in località Murighenti e il secondo nei dintorni della chiesa di Nostra Signora di Cabo Abbas, quest'ultimo dedicato a Vitelio, 69 d.C., che riporta il 94° miglio, 65,12 km da Turris. Nel cessato catastro de Candria, la strada numero 63 provinciale per Alghero, che segnava il confine tra Ardara e Mores, detta Camino de Saliguera, insieme alla strada statale 128 bis, si univa alla strada reale, attuale strada statale 131, proprio nei pressi della chiesa di Cabo Abbas. Un miliario di Massimino Tracce con l'indicazione numerale corrosa nell'ultima parte segna 52 miglia. Tale miliario è stato scoperto a Saspresones, poco fuori Rebecco, e traccia la strada Turres-Carelis. Sebbene, come sostengono alcuni studiosi, il miliario di Saspresones sia stato spostato dalla sua sede originaria e messo lì, nella limitrofa Rebecco, sarebbe ugualmente una traccia importante. In altre parole, allora come oggi, lasciato il bivio di Torralba, l'arteria principale passava davanti al nuraghe di Santo Antine e diretta a Rebecco. Nell'itinerario antonino non è citato il percorso da Porto Torres a Bonnannaro, forse perché da questo punto la carreggiata si unisce alla via principale a Tubulas Caralis, o probabilmente perché l'itinerario si rifà a fonti più antiche, in cui Turris era seconda per importanza a Tubula. Lo stesso itinerario che si metteva sulla Tubula Olbia, denominata Compendium, è lunga 16 miglia, 23,68 km. Tale metrologia potrebbe essere la distanza che intercorreva tra Gemellas, Bisarcio e Lucuidu, Mores. Un Lucuidu potrebbe essere individuato nella chiesa di Santa Lucia, consacrata in precedenza anche a San Leonardo, situata appena fuori dal centro abitato di Mores, poiché i cristiani avevano legato il nome di Santa Lucia alle Idus o Idas del 13 di dicembre,
ultima notte di luna piena dell'anno. Seguendo questa traccia si arriva al villaggio scomparso di Lachesos, posto alle pendici dell'omonimo monte, dove è situata la chiesa medievale di Santa Lucia. In sintesi, il compendium era la via alternativa che univa Gemellas a Rebeccu via Mores. Il legame tra la dea lunare Diana o Zana è presente nella domus poco distante dalla chiesa, chiamata Istampes Asfadas, all'interno della quale sono presenti graffiti di diversa natura. Sulla cima del monte Lachesos è stata rinvenuta una colonna romana, ma resti di necropoli del periodo romano sono stati individuati nei pressi dell'abitato di Mores. Il latino mos, declinato al nominativo singolare, risponde ai mores nel nominativo plurale, ossia agli usi, regole e costumi che disciplinavano la vita sociale di una comunità. La domus e la chiesa di Santa Lucia vennero riutilizzate in periodo cristiano, le cui strutture ecclesiali sono risalenti all'XI-XIII secolo. Il villaggio di Lachesos è citato in fonti medievali ed è ancora attivo nel 1688, quando attingeva l'acqua dalla sua vena di Fontana a Lachesos. Vittorio Angius conferma che fino agli inizi del XIX secolo il villaggio non era stato ancora abbandonato. All'interno del protiro della chiesa sono stati incisi dei segni di calzari medievali simili a quelli rilevati sia nella chiesa di Rebecco sia nella cattedrale di Bisarcio. Dunque l'alternativa al compendio del tratto stradale che da Gemellas andava a Lugudunec di Sorres potrebbe essere la Lucuidu di Mores. Rispetto al materiale rinvenuto, la misurazione delle miglia parte da Cagliari e non da Tubula o dal suo porto, come indicato nell'itinerario. Infatti, in località San Luca, presso il bivio per Sant'Antioco di Bisarcio, è stato rinvenuto il miliario di Flavio Giulio Dalmazio, noto come Cesare Dalmazio, 335-337 d.C., che reca il miglio 131 da Carale. Perciò Lugudunec risulta essere stata una stazione di sosta alternativa. In territorio di Mores, nei pressi di Piscina Maginesi di Succo Tigone, sono stati rinvenuti miliari che segnavano il 120 e il 119 miglio da Carale. Da qui la strada verso Rebecco è tracciata dai miliari rinvenuti a Nuraghe-Mendula, 119, Code, 118, Plano Chervone, Monte Calvia, 117, Monte Cugiaro, 116, Mura Menteda, 114, Mura e Spuntone, 113, fino a Saspresones, 112 di Rebecco. Il 118 miglio è stato apposto nell'età di Eleogabalo, 218-222 d.C. Altri cibi sono stati dedicati ai Cesare Irenio Etrusco, 251 d.C. e Ostiliano, 251 d.C. Dagli annales degli imperatori citati si può presumere che tale arteria sia stata costruita dopo la creazione di quella principale per Turris o per Tula. Dal momento che diversi miliari sono rimasti al loro posto, non è da escludere che quel tratto di strada alla fine, essendo poco trafficato o pericoloso, sia stato abbandonato. Di tale manto stradale infatti non è rimasta alcuna traccia. Come accade ancora oggi, i viandanti preferiscono una strada più confortevole, sebbene più lunga, a una più corta, ma meno sicura e carreggiabile. Nelle diverse versioni dell'itinerario antonino, Lugudunec è citata come Lugudonec, Lugudoneo, Luguinec o Lugudonec. La terminazione C di Lugudunec è stata considerata da alcuni esperti come l'inizio di un secondo termine, castrum, del composto Lugudunec castrum, trasformato poi in Luguido o castro di Lucuido, declinato erroneamente con castrum Luguidonis. Il quadro sembrava e sembra ancora completo, poiché nei pressi di Nostra Signora di Castro, in Agro di Oscri, era sito il castrum o accampamento romano. L'addizione sarda di crast per indicare un fortilizio anche naturale o una collina ad ampio dominio visuale è presente in tutta la Sardegna e in particolare nel Logudoro. Siano gli esempi di Crasto Ruggio ad Ardara, Crasto Carabiles a Banari, Crasto Carpido a Itiredo e Crasto de Tres Señores e Tramores e Bonnannaro. La stessa terminazione C di Lugudunec potrebbe essere più appropriata nel rappresentare l'inizio della parola compendium,
indicato nell'itinerario come il tratto stradale alternativo alla via Turresa. Il suffisso nec di lugudo nec, infine, potrebbe corrispondere alla congiunzione latina anche, parimenti, così pure. Se riferita al compendium di lugudo, lucuitu, essa chiarisce che quel tratto di strada alternativo fa parte della via Attibula Scaralis. Se è la logica a determinare i fatti e da Gemellas o Sant'Antioco di Bisarcio la strada principale conduceva a Cagliari, non è possibile stabilire la posizione di Lugudunec o Lucuitu a Castro in direzione di Olbia. Il lucus o bosco sacro di Idus o luce lunare è ancora lì, nella stessa piana di Santa Lucia. Salutos.